Duplice delitto di Cisoni, coniugi Nicolasi massacrati con un coltello e una spranga, nuovo sopralluogo degli inquirenti nell'abitazione dell'omicidio, ascoltati familiari e conoscenti, in paese cresce la paura. Il duplice omicidio di Rolle riporta alla mente il massacro 11 anni fa di Gorgo al Monticano, il figlio delle vittime Daniele Pellicciardi raggiunto al telefono parla di delitti che inevitabilmente continueranno ad accadere. Orrore a Cisone, edizione straordinaria dei telegiornali di Antenna 3, stasera a partire dalle 21:15, le immagini e le testimonianze del duplice omicidio e poi ospiti e collegamenti. Birreria l'ex Disco Palace al posto di un centro disabili per il caso Cadella Robigna, l'ex assessore regionale Serna Giotto rischia il processo, lui si dice sereno ma parla di giustizia ad orologeria. Operazione antidroga delle volanti e della polizia locale, 2 pusher nordafricani bloccati in centro a Treviso, entrambi sono richiedenti asilo. Diverse prefetture italiane hanno emesso delle ordinanze di divieto di circolazione dei mezzi pesanti per il maltempo. Per i nostri autotrasportatori danni economici ingenti, dice la Confartigianato. Il Comune di Treviso ha ottenuto 400.000 euro come contributo per l'accoglienza dei migranti, soldi che verranno utilizzati per 2 progetti a favore dei trevigiani. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3 in primo piano, dunque l'avete sentito anche dai titoli, il duplice omicidio di Cison di Valmarino. Massacrati con una violenza assurda, la donna Anna Maria Niola di 69 anni è morta sotto i colpi di un coltello, il marito Loris Nicolasi colpito più volte con una spranga. Un duplice delitto anomalo, si allontana l'ipotesi della rapina finita male anche se nulla viene al momento escluso. Gli investigatori molte cose non quadrano, tutto questo è il punto nel nostro servizio d'apertura. Un massacro che ha straziato la tranquillità di un borgo di poche anime. A terra il telo verde che ha pietosamente coperto il corpo di Anna Maria Niola. Tutto intorno alla casetta il nastro che delimita l'area dell'indagine, sulla porta il foglio del sequestro. Il marito è stato trovato dietro a torso nudo, come avesse voluto accorrere per aiutare la moglie. Ci troviamo in via Marzole a Cison di Valmarino, dove ieri si è compiuto il massacro, un paese che adesso è sotto shock, che si è risvegliato con il terrore per questo duplice omicidio. I 2 anziani, 69 e 72 anni, sono stati uccisi, lo vedete nella casa che abbiamo alle nostre spalle, come vedete ci sono ancora gli uomini della scientifica, ci sono i carabinieri, si sta cercando di capire che cosa sia accaduto. Questa mattina è arrivata la figlia per dare da mangiare agli animali, poi ha lasciato quella casa dove viveva assieme alla madre e al padre. Una giornata durante la quale sono entrati ed usciti i carabinieri e gli investigatori alla ricerca di qualsiasi traccia, di una prova che possa far risalire agli assassini o all'assassino. Poche impronte sul terreno e dentro l'abitazione. La casa è stata messa a soqquadro ma non hanno lasciato indizi. Un quadro che non convince gli investigatori e sembra allontanarsi l'ipotesi di una rapina finita male, anche se nulla per ora viene scartato. La certezza è che l'ultima persona a vedere vivi i coniugi è stata la figlia, poi alle 10:10 la fornaia che è arrivata nella casa per portare il pane, ma nessuno ha risposto. Loro sono già morti, non ho dormito tutta la notte, ci dice fra le lacrime la donna. Sono sconvolta perché li conoscevo e sono persone per bene. Nei miei confronti si sono sempre comportate bene. La disperazione e la paura di un paese che non riesce a capire come possa essere accaduta una cosa tanto efferrata. Sono sconvolti. Non sono cose che dovrebbero succedere, non sono cose belle. Cosa pensa lei? Che siano cose che devono succedere? Sperano solo li prendano. Vabbè, sicuramente speriamo, mi auguro. Fra le ipotesi rimane aperta quella che i coniugi potessero conoscere l'assassino o gli assassini. La prima ad essere uccisa molto probabilmente è stata la donna, addosso aveva il giaccone, forse era uscita per dei lavori, poi l'uomo accorso dalla moglie a dorso nudo e ucciso a colpi di spranga. Il movente, tutto da chiarire, un giallo davvero difficile da risolvere. Rimane il massacro di 2 persone conosciute e stimate ed un paese che oggi si interroga. Domani già potrebbe essere svolta l'autopsia. In paese i cittadini hanno naturalmente paura. Il sindaco di Cison di Valmarino, Cristina Pin, dice: spero che le forze dell'ordine trovino al più presto i responsabili. Questa mattina un residente ha voluto appoggiare davanti alla casa un vaso di tulipani. Spero che in fretta i carabinieri, compatibilmente col tempo che servirà, le forze dell'ordine porteranno in prigione chi ha fatto questo grave delitto.
In paese c'è paura, la gente oggi si è svegliata con una tragedia davvero difficile anche solo da comprendere. Siamo tutti impensieriti e anche impauriti perché non è una cosa bella quel che è successo, e fino a quando i delinquenti non saranno comunque assicurati alla giustizia, la paura è ovvio che ci sia. La casa è nel Borgo Rolle, poche abitazioni vicine, molte sono chiuse, isolata, ma ci dicono i residenti una zona tranquilla, fino a ieri. Ora la gente passa, guarda la casa e scuote la testa. Impossibile, ci dicono, non riusciamo a crederci. Un uomo si accosta con la macchina e lascia un vaso con dei tulipani. Lo sgomento e lo shock di chi li conosceva. Io 40 anni che conosco la Galepi. Com'erano come persone? Bravo, gente, bravi, sono sta male. Paura tanta ora. Gli occhi lucidi di chi non ha dormito e che si chiede perché sia accaduta una cosa tanto efferrata. La figlia ora è da alcuni parenti, mentre pesano come un macigno le parole del figlio che da anni vive in Germania. Lui era un violento, ha detto. Ho pensato fosse stato papà. Forse tornerà in Italia fra un paio di giorni. Rimane l'orrore di questo duplice omicidio nelle bellissime colline silenziose che oggi sono teatro di un massacro. E questo duplice omicidio riporta alla mente il massacro di 11 anni fa a Gorgo al Monticano. Il figlio delle vittime, Daniele Pelliciardi, raggiunto al telefono, parla di delitti che inevitabilmente, dice, continueranno ad accadere. Purtroppo c'era da aspettarselo, non è bello dirlo, ma è così. Non c'è niente da fare quando si lascia entrare in casa propria gente e non si sa chi è, questo è il prezzo che si deve pagare. Cison di Valmarino e Gorgo al Monticano, la dépendance di Villa Durante a Gorgo e l'ex osteria in collina a Rolle, sfondi di due massacri che finora tragicamente si assomigliano. Quello dei coniugi Pellicciardi nel 2007 e ora quello di Loris Nicolasi, pensionato di 71 anni, e della moglie Anna Maria di 68, caso quest'ultimo su cui sono ancora aperte tutte le ipotesi. Daniele Pellicciardi, figlio di Guido e Lucia, è cauto, ma la drammatica sostanza di ciò che è accaduto non cambia. Da quello che si capisce, le due povere persone stavano cercando di scappare da quello che sembra, insomma, per cui penso che un'aggressione ci sia stata da chi non si sa, e il motivo anche, perché insomma non è che fossero stati grandi possessori di cose, insomma, erano due anziani come lo erano i miei genitori, insomma, una vita tranquilla, e mai si avrebbero immaginato, insomma, che succedesse questo. È toccato alla figlia rincasare e trovare i corpi senza vita dei due genitori, una scena in cui Pellicciardi si è inevitabilmente immedesimato. È sempre uno shock che si porterà avanti purtroppo per tutta la vita, come quello che mi sto portando avanti io, insomma, si cerca sempre di superare, di dimenticare, ma purtroppo sono cose che non ti vanno più via dalla testa. La prima sentenza è questa, insomma. L'ergastolo comunque ce l'hanno loro, ce l'abbiamo noi, e tutto il resto non ha importanza. Un episodio di cronaca gravissimo, brutale, di fronte al quale si può tirare una sola conclusione, dice il figlio delle vittime di Gorgo. Bisogna sempre stare allerta e purtroppo bisogna chiudersi in casa, bisogna essere i prigionieri di casa propria, anche se non sarebbe giusto, però bisogna fare così. Bisogna avere sempre paura degli altri, anche se li conosci, bisogna sempre avere paura degli altri. E vi ricordiamo che questa sera alle 21:15 andrà in onda un'edizione straordinaria dei nostri telegiornali, Orrore a Cison. Parleremo di questo efferato duplice omicidio con le immagini, le testimonianze raccolte sul luogo e poi ospiti in studio e collegamenti. Tutto questo a partire dalle 21:15 qui naturalmente su Antenna 3. E intanto ad una decina di chilometri dal luogo di questo delitto, a Farra di Soligo, mercoledì sera una donna è stata aggredita nella cucina della sua abitazione da dei banditi che l'hanno immobilizzata. È stata salvata dal figlio che ha messo in fuga i malviventi.
Alla luce del duplice omicidio di Cison, quanto accaduto mercoledì sera a pochi chilometri di distanza a Farra di Soligo appare se possibile ancora più inquietante. Ladri che entrano in azione in una casa, all'interno in cucina c'è la proprietaria, una donna polacca di 49 anni. I malviventi la sorprendono e l'aggrediscono immobilizzandola con del filo di rame. Il tutto si consuma in pochi minuti. Accanto all'abitazione, in un altro stabile, vive il figlio di 29 anni della donna, allarmato dai rumori che provengono dalla casa della madre. Il giovane si alza ed entra nell'edificio. A quel punto i malviventi, sorpresi, fuggono. Il figlio libera la madre dall'allarme. Indagini sono ora in corso per identificare i responsabili, anche se, secondo le forze dell'ordine, non vi sarebbe alcun collegamento tra quanto accaduto a Farra e il duplice delitto di Rolle, ma tra le colline cresce ora la paura. Voltiamo pagina, birreria l'ex Disco Palace al posto di un centro disabili. Per il caso Cadella Robinia, l'ex assessore regionale Remo Sernaggiotto rischia il processo. Lui si dice sereno, ma parla di giustizia ad orologeria. Che hanno già patteggiato, visto? Chi patteggia perché ha commesso un reato e vuole metà della pena, come dice. Io non ho da patteggiare nulla, vado a difendermi perché io non ho mai fatto nulla, perciò la mia totale innocenza la dimostrerò in tribunale. Remo Sernaggiotto non la manda a dire, la richiesta di rinvio a giudizio con l'accusa di corruzione per il caso di Cadella Robinia non lo coglie di sorpresa. A processo, dice l'europarlamentare di Direzione Italia, è stato lui a volerci andare, ma è la tempistica a farlo infuriare. 3 anni e mezzo fa viene fuori tutto il mese sui giornali della campagna elettorale delle regionali. Il giorno dopo la fine della campagna elettorale, più nulla. Poi, dopo 2 anni, legittimamente la procura ha fatto 2 anni di indagini, 2 anni e mezzo, ed è uscita prima delle elezioni. Adesso, 3 giorni prima delle elezioni, però è solo casualità, cosa vuole che le dica? Brunà Milanese, presidente della Coop che vinse il bando regionale utilizzando poi i fondi non per un centro disabili ma per farci una birreria. I 2 figli e gli ex consiglieri della Onlus hanno ottenuto il patteggiamento. Lui, l'ex dirigente regionale Mario Modolo e altri 2 indagati vanno verso il processo. Si dice sereno Sernaggiotto. Non mi amareggia più, voglio andare in tribunale e lì presentare le mie motivazioni e il pubblico ministero presenterà le sue. Poi, siccome io ho molta fiducia nei giudici giudicanti, sarà il giudice a decidere, punto. Ed ora parliamo del maltempo, perché passata l'emergenza neve ora si dovrà fare i conti con la pioggia, intanto temperature in rialzo che dovrebbero scongiurare il rischio ghiaccio. Il grande gelo è terminato, il Burian non soffia più sull'Italia e anzi adesso arrivano venti più miti dall'Atlantico che porteranno anche una maggiore umidità e quindi anche le piogge. Dunque, dopo la neve delle ultime ore, il Veneto dovrà fare i conti con la pioggia che nella Marca ha già iniziato a scendere da questa mattina. Perturbazione che caratterizzerà anche la giornata di sabato, bagnando Trevigiano, Padovano e Vicentino. Le temperature più che altro inizieranno a salire gradualmente su tutta la regione con valori massimi fino a 9-10 gradi e valori notturni che non scenderanno più sotto lo 0. Innalzamento delle temperature che farà alzare anche la quota delle nevicate. La neve appunto salirà di quota, i venti più miti atlantici faranno salire il limite delle nevicate sopra i 1000-1200 metri. Domenica invece foschie dense e nebbie su tutta la regione, ma nel pomeriggio dovrebbe tornare a splendere il sole. Ma non illudiamoci, si tratta solo di una breve tregua perché da lunedì torneranno le piogge. Diverse prefetture italiane, proprio per il maltempo in via precauzionale, hanno emesso delle ordinanze di divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Per i nostri autotrasportatori danni economici ingenti, denuncia la Confartigianato Trasporti di Treviso. Fino adesso c'erano i parcheggi pieni, qualcuno si fermava fuori, cioè quando sapevi che ti dovevi fermare magari trovavi uno spazio prima di restare imbottigliato, però certamente un 30% dei mezzi che si muovono dal Veneto vanno verso l'Emilia e lì restano imbottigliati.
Tir partiti dal Veneto e dalla Marca Trevigiana verso il sud Italia, rimasti bloccati lungo le direttrici in attesa di notizie dalle prefetture che in diverse province italiane hanno disposto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti in via precauzionale per le condizioni meteo. Noi arriviamo in un certo posto, dopodiché c'è un prefetto che magari ha messo a torto o a ragione, spesso molto in anticipo, l'emergenza e pertanto ti devi fermare o devi fare un giro molto strano per fare qualche magari centinaio di chilometri anziché farne 20-30. Un danno economico pesante, sottolinea Vendrame, che poi evidenzia come invece nella Marca Trevigiana gli autotrasportatori che si sono spostati in provincia non abbiano avuto problemi. In provincia di Treviso, onore al prefetto, hanno fatto una grossa prevenzione. Noi martedì mattina con la nevicata che c'era siamo usciti e le strade erano pulite. Altri attendono l'emergenza e poi agiscono. Forse bisognerebbe agire un po' tutti prima e un po' tutti insieme. Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Viso. In diretta con l'edizione di Treviso, siamo alla cronaca, richiedenti asilo ma anche pusher bloccati in centro a Treviso in 2 distinte operazioni. Sono passati di qua, sono entrati nel cancelletto della mia vicina, l'hanno aperto, sono saliti dalla grondaia, camminato sopra la tenda, la veneziana che c'è lì, e saltati dentro il terrazzino. I ladri funamboli sono saliti per le grondaie, approfittando della breve assenza della padrona di casa, uscita per poche ore prima della cena. Almeno 2 i malviventi che si sono introdotti nell'appartamento in via Santa Bartolomea, nella frazione di Merlengo. Una volta raggiunta la terrazza hanno forato con un trapano la finestra di una cameretta. Hanno aperto la finestra con il foro, da lì sono entrati. Una volta all'interno hanno messo sottosopra tutte le stanze, rovistando tra i cassetti in ogni angolo della casa, per cercare ori e contanti. Mi hanno portato via gioielli, la montare maggiore era in gioielli, poi mi hanno portato via dei profumi e soldi in contanti. 17.000 euro l'ammontare del furto, ma la rabbia e lo sconforto per la signora Miriam non è tanto per il valore economico del furto subito, tanto per il valore sentimentale legato ad alcuni monili in oro. Ce n'era uno in maniera particolare a cui tenevo ed era una fede, un trilogy che mio padre ha regalato a mia madre il giorno che sono nata io. Merlengo preso di mira, insomma, da bande di predoni. Un'altra via visitata, via Tiepolo qui vicino, e poi altre case, insomma, la stessa sera o nel giro di pochi giorni. Topi d'appartamento che da tempo hanno preso di mira la zona di Merlengo. Anche per questo l'ennesima vittima di questi raid predatori si sente in diritto di lanciare un avvertimento. Allora, quello che vorrei dire ai vicini di casa oppure alla gente del paese o zone limitrofe: chiudetevi in casa, non lasciate niente di aperto, perché per loro basta una fessura ed entrano. E poi guardatevi attorno, se vedete gente sospetta, movimenti strani, chiamate i carabinieri. Come avete capito, questo servizio riguardava una serie di furti in abitazioni a Merlengo, con quello subito appunto da questa donna che ha raccontato la sua terribile testimonianza. Adesso invece le 2 operazioni che hanno permesso di bloccare in centro a Treviso 2 pusher ma anche 2 richiedenti asilo. 2 pusher, entrambi richiedenti asilo, fermati nella giornata di ieri dalle forze dell'ordine in altrettanti servizi di controllo del territorio. Il primo episodio risale al pomeriggio, intorno alle 16, quando una volante della polizia nota un 30enne nigeriano che in sella alla sua bicicletta sta transitando in lungo Sile Mattei. Alla vista degli agenti tenta di allontanarsi frettolosamente, un comportamento sospetto che porta i poliziotti ad inseguire l'uomo. Una volta bloccato addosso al nordafricano vengono rinvenute 14 bustine contenenti in totale 78 grammi di marijuana. Il 30enne richiedente asilo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo. Qualche ora più tardi, intorno alle 22 in via Roma, agenti in borghese della polizia locale notano un 40enne, anch'egli nigeriano e richiedente asilo, precedentemente ospitato presso un centro d'accoglienza della città, ma ora allontanato, intento a cedere una dose di droga. L'uomo viene bloccato e identificato. Si tratta della stessa persona che poche settimane prima era stata colta sempre dalla polizia locale
locale nello stesso luogo mentre vendeva dosi ad un italiano. Per questo era stato arrestato e condannato per direttissima a 12 mesi con pena sospesa e quindi rimesso in libertà. Siamo alla politica con le elezioni del 4 marzo di domenica, ultimi scampoli di campagna elettorale, poi da mezzanotte scatterà il silenzio in vista delle consultazioni. Liberi e Uguali guarda già avanti. Ultime ore di campagna elettorale, non si contano anche nella Marca appuntamenti conclusivi ed eventi con cui i partiti chiudono la cavalcata verso le urne. Cavalcata piuttosto breve in realtà, come è stata questa campagna. Da Liberi e Uguali non nascondono che un altro paio di settimane sarebbe servito per far passare maggiormente il messaggio del gruppo e del suo leader Pietro Grasso, ma il giudizio sul percorso compiuto è comunque positivo. Ho visto crescere l'attenzione nei nostri confronti e ho visto soprattutto anche dal mondo imprenditoriale fare delle proposte interessanti a noi. All'interno di Liberi e Uguali qua a Treviso si è creato un nucleo di ambientalisti importanti, ma non abbiamo tralasciato il discorso del lavoro. Siamo andati a parlare di questo e se dell'ambiente abbiamo parlato come possibile base in cui sviluppare il mercato del lavoro. I temi sviscerati giorno dopo giorno sono stati tanti, un cammino che non si concluderà con le politiche di domenica, dicono. Credo che questa sia stato il là per una organizzazione a livello provinciale di gruppi di Liberi e Uguali che abbiano come obiettivo ad esempio le regionali tra 2 anni. E in regione abbiamo bisogno di un'opposizione seria che guardi le carte. Liberi e Uguali vuole proporsi come guida di questi movimenti. Da Liberi e Uguali a Forza Italia con l'annuncio di queste ore di Silvio Berlusconi del nome del candidato premier. Campagna elettorale che si chiude con le ultime proposte con cui i partiti puntano ad attirare la fiducia dell'elettorato. Per chi ha già pronta la lista dei ministri, c'è chi come Forza Italia ha tenuto in serbo fino ad ora il nome del candidato premier, un'investitura che dovrà fare i conti con il risultato che la coalizione di centrodestra raggiungerà domenica, ma anche con la proporzione di forze tra i partiti che la compongono. L'ultima è la proposta, se gli italiani ci daranno fiducia, di avere Antonio Tajani, Presidente del Parlamento europeo, come Presidente del Consiglio. L'Europa deve diventare un'opportunità, non può essere un laccio burocratico, una grande opportunità come sanno fare altri paesi. Ecco, la proposta di una persona come Antonio Tajani va in questo senso. Marin Padovano, già coordinatore regionale del partito, è fermamente convinto della bontà della proposta sottoposta in queste settimane agli elettori. Abbassamento della pressione fiscale per tutti a partire dalle fasce deboli, quindi la no tax area che viene alzata da 8.500 euro a 12.000 euro, con l'Istat che ci dice che purtroppo 1/3 delle famiglie italiane vive con quelle cifre, quel livello di povertà, quindi hanno poco da dire i 5 Stelle e il PD, no, una tassa per i ricchi, no, che pensino a quello che hanno combinato in questi anni portando l'Italia sull'orlo del baratro. Un programma che coinvolge la sicurezza e l'immigrazione, anche qui molto molto chiaro, che coinvolge il lavoro. In primis quello per i più giovani, conclude, toccherà agli elettori ora indicare la proposta risultata più convincente. Voltiamo pagina, il comune di Treviso ha ottenuto 400.000 euro come contributo per l'accoglienza dei migranti, soldi che verranno utilizzati per progetti a favore dei cittadini trevigiani. 400.000 euro arrivati nelle casse del comune di Treviso come contributo per l'accoglienza dei migranti, un riconoscimento per l'impegno messo dall'amministrazione ma anche dai cittadini nei confronti dei richiedenti asilo, e proprio ai trevigiani sono rivolti i progetti di Casugana. Noi riteniamo che questi soldi debbano essere restituiti come ristoro alla comunità trevigiana che accoglie questi richiedenti asilo. 2 i progetti in cantiere. Il primo per affrontare l'emergenza abitativa di persone cioè che hanno lo sfratto e che attendono di poter avere l'assegnazione di un alloggio popolare. Per questo verrà fatto un avviso di interesse ad associazioni ed enti che hanno appartamenti da mettere a disposizione per un'accoglienza temporanea. Il secondo progetto riguarda l'emergenza occupazionale. Noi riteniamo che ci siano molti trevigiani che o hanno perso il lavoro o molti giovani trevigiani che non riescono a trovare un lavoro, ed è per questo che vorremmo finanziare stage e tirocini in aziende finalizzati all'assunzione di queste persone. Anche nel municipio di Casiera è arrivato il contributo straordinario per l'accoglienza dei migranti pari a 113.000 euro che verranno destinati per ulteriori incentivi alle imprese che si impegnano ad assumere residenti, ma anche per la promozione dell'attività fisica, della cultura e del territorio.
Subito dopo di noi 20:10, ospiti in studio Gianluca Schiavondi di Fondazione Comunista e Arnaldo Uccella del Partito Valore Umano, e poi vi ricordo dalle 21:15 edizione straordinaria dei nostri telegiornali per parlare dell'orrore di Cisone, il duplice omicidio. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Sarà una giornata all'insegna di un tempo molto instabile sulle nostre regioni. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 3 marzo. Sul Veneto tempo molto instabile, con piogge diffuse un po' su tutti i settori regionali, ma migliorerà entro la nottata con fenomeni in cessazione ovunque. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra -3 e 0 gradi, valori massimi tra 3 e 6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Nuvoloso ma asciutto al mattino, poi precipitazioni diffuse, ma anche in questo caso migliorerà col passare delle ore. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra 2 e 4 gradi, massime tra 5 e 8 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Soleggiato al mattino, poi più nubi con locali piogge e nevicate anche a quote basse. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime invece comprese tra 8 e 12 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Buonasera telespettatori di Antenna 3, una prima serata particolare, una prima serata con un'edizione straordinaria del nostro telegiornale per raccontarvi e cercare di spiegare il contesto, le novità e tutto quanto ruota attorno a quello che è stato chiamato l'orrore di Cison di Valmarino. Come sapete, da ieri pomeriggio c'è un nuovo capitolo, purtroppo, tra gli orrori che si sono susseguiti nella nostra terra, nel Veneto e anche nella Marca trevigiana, quando tutti pensavano che l'ultimo delitto efferato fosse quello di Gorgo al Monticano, un nuovo capitolo purtroppo di questo sangue, di questa storia dei delitti efferati in Veneto viene scritto in una piccola frazione di Cison di Valmarino, un borgo tranquillo che si chiama Borgo Rolle, e dove fino a ieri pomeriggio, nella giornata di ieri, l'unica novità era l'arrivo della neve, quindi le case imbiancate, un paese, come dicevamo, tranquillo, e dalle 14:30 però tutto cambia perché una figlia di 45 anni, Katiuscia, torna a casa e trova i corpi di papà e di mamma, di papà Loris e di mamma Anna Maria, orrendamente trucidati senza un perché, almeno per il momento. È dunque un nuovo orrore ed è una storia che cambia ovviamente anche le sensazioni di un paese, così come sono cambiate le sensazioni di un paese per Gorgo al Monticano, come è stato 11 anni fa, così come sono cambiate a Enego, teatro di un altro gravissimo e efferato delitto ormai 13 anni fa, e in quel caso insoluto. Ebbene, cercheremo di parlare questa sera di questa vicenda, la stiamo raccontando da ieri in diretta già per darvi le prime informazioni, oggi con i nostri telegiornali, i nostri servizi, e
Questa sera cerchiamo di darvi ulteriori novità, ulteriori notizie, le ultime novità su questo caso e anche per parlare di un tema, quello della sicurezza, che ovviamente entra di prepotenza in questa vicenda, perché tutte le ipotesi, come sappiamo, per ora sono aperte in questo vero e proprio giallo e c'è anche la pista della rapina violenta finita appunto nel sangue, quindi c'è anche questa ipotesi. In ogni caso c'è un assassino o ci sono degli assassini in libertà e questo porta i residenti di Rolle, anche di Cison di Valmarino e dei paesi vicini a chiudersi in casa, a dare una sensazione di paura e di insicurezza. Allora lo facciamo, dicevamo, questa sera per avere novità, dettagli su questa storia terribile. Innanzitutto la nostra Daniela Sizia. Buonasera. Buonasera Daniela, che ha seguito, sta seguendo per il nostro telegiornale, la vicenda, il fatto di cronaca. Oggi è stata lì a Cison di Valmarino e ci sarà anche domani per seguire la vicenda. E poi per parlare anche della sicurezza, come dicevamo, una sicurezza che è sempre più impalpabile nel Veneto. Chi di insicurezza purtroppo a sue spese ne sa qualcosa, ovvero Carla De Conti. Buonasera. Buonasera. Carla De Conti, che come sapete è salita agli onori della cronaca ormai da tempo, perché è stata rapinata 7 volte nella sua tabaccheria e è salita agli onori delle cronache per essersi ribellata in qualche modo a questa situazione con il porto d'armi. Ha scritto anche un libro su questa vicenda, per raccontarci un po' come vive, come ha vissuto in queste ore vedendo questo fatto terribile di cronaca, cosa ne pensa, insomma, e come vive anche la vicenda. E lo faremo anche sentendo psicologi, sociologi su questo fatto. Ma bisogna fare un punto fermo sulla vicenda, sull'orrore di Cison, e allora il punto fermo è partire dai fatti, è partire da quelle 14:30, quando una 45enne torna a casa e quando tutto cambia per Rolle di Cison di Valmarino. Allora il primo servizio per fare il punto della situazione sulla giornata di oggi. Un massacro che ha straziato la tranquillità di un borgo di poche anime. A terra il telo verde che ha pietosamente coperto il corpo di Anna Maria Niola. Tutto intorno alla casetta il nastro che delimita l'area dell'indagine, sulla porta il foglio del sequestro. Il marito è stato trovato dietro a torso nudo, come avesse voluto accorrere per aiutare la moglie. Ci troviamo in via Marzole a Cison di Valmarino, dove ieri si è compiuto il massacro, un paese che adesso è sotto shock, che si è risvegliato con il terrore per questo duplice omicidio. I 2 anziani, 69 e 72 anni, sono stati uccisi. Lo vedete nella casa che abbiamo alle nostre spalle. Come vedete ci sono ancora gli uomini della scientifica, ci sono i carabinieri, si sta cercando di capire che cosa sia accaduto. Questa mattina è arrivata la figlia per dare da mangiare agli animali, poi ha lasciato quella casa dove viveva assieme alla madre e al padre. Una giornata durante la quale sono entrati ed usciti i carabinieri e gli investigatori alla ricerca di qualsiasi traccia, di una prova che possa far risalire agli assassini o all'assassino. Poche impronte sul terreno e dentro l'abitazione. La casa è stata messa a soqquadro, ma non hanno lasciato indizi. Un quadro che non convince gli investigatori e sembra allontanarsi l'ipotesi di una rapina finita male, anche se nulla per ora viene scartato. La certezza è che l'ultima persona a vedere vivi i coniugi è stata la figlia. Poi alle 10:10 la fornaia che è arrivata nella casa per portare il pane, ma nessuno ha risposto. Loro sono già morti. Non ho dormito tutta la notte, ci dice fra le lacrime la donna. Sono sconvolta perché li conoscevo e sono persone per bene. Nei miei confronti si sono sempre comportate bene. La disperazione e la paura di un paese che non riesce a capire come possa essere accaduta una cosa tanto efferrata. Sono sconvolti. Non sono cose che dovrebbero succedere, non sono cose belle. Cosa pensa lei? Che siano cose che devono succedere? Sperano solo li prendano. Vabbè, sicuramente speriamo, mi auguro.
Fra le ipotesi rimane aperta quella che i coniugi potessero conoscere l'assassino o gli assassini. La prima ad essere uccisa molto probabilmente è stata la donna, addosso aveva il giaccone, forse era uscita per dei lavori, poi l'uomo accorso dalla moglie a dorso nudo e ucciso a colpi di spranga. Il movente, tutto da chiarire, un giallo davvero difficile da risolvere. Rimane il massacro di 2 persone conosciute e stimate ed un paese che oggi si interroga. Domani già potrebbe essere svolta l'autopsia. Allora Daniela, ti abbiamo visto in azione, ti abbiamo visto sul posto. Prima, fra poco avremo una telefonata, fra 30 secondi, un minuto. Volevo solo chiederti, per fare un punto fermo, dunque, è un delitto maturato dunque nelle prime ore del mattino, così sembra? Sembra così, sì, da quando la figlia va al lavoro, quindi all'alba, fino alle 10:30 che arriva la fornaia. Quello dovrebbe essere il lasso di tempo, loro sono morti probabilmente in quel lasso di tempo. E quindi la fornaia arriva mette suona, il pane, ma non risponde nessuno, esatto. Quindi erano già morti probabilmente erano già morti. Lei suona più volte, non risponde, quindi lei appoggia il pano come avrebbe fatto sempre e va via. Subito dopo alle 2 meno un quarto arriva la figlia e trova purtroppo i corpi dei la genitori. donna vestita con il cappotto, quindi Esatto. era già fuori all'esterno. Sì, questa è l'ipotesi, che la donna fosse all'esterno per fare qualche lavoro, perché era già vestita quindi con il giaccone, mentre lui purtroppo, e quindi la prima ad essere uccisa, e poi lui che probabilmente, un'ipotesi, abbia potuto sentire le urla della moglie, quindi è corso fuori a torso nudo ed è stato... e lì è incappato con l'assassino che l'ha ucciso a sprangate. Quindi 2 modalità diverse poi per uccidere le 2 persone, Sì. quindi accoltellate con una spranga o un punteruolo. Esatto, esattamente, così almeno sembra. Adesso domani ci sarà l'esame autoptico sul corpo proprio dei 2 coniugi che si spera possa dare proprio le prime risposte a quello che è veramente un giallo. Quindi l'esame autoptico domani, e non sono state trovate ovviamente armi del delitto? Non sono state trovate le armi, è tutta oggi che setacciano la zona proprio metro per metro, le armi non ci sono, quindi gli assassini o l'assassino le hanno portate via. E punto importante, non sarebbe stato portato via nulla dalla casa? Ecco, anche questo sì, sembra che dagli investigatori emerga questo, che non è stato portato via nulla, quindi nulla di valore insomma. Quindi continueremo fra pochissimo a parlare con Daniela Sizia per capire anche quali sono le piste allora aperte di questa vicenda, ma noi abbiamo una telefonata in diretta perché abbiamo raggiunto al telefono una persona che conosceva molto bene Loris Nicolasi, cioè Flavio Carretta. Flavio Carretta, amico di lunga data di Loris Nicolasi, la ringrazio intanto di essere collegato con noi. So che è un momento molto difficile per lei perché lo conosceva bene Loris. Allora Carretta, so che lo stava aiutando a scrivere un libro, cosa ci può dire, insomma, quando ha preso questa notizia, cosa ha pensato? Guardi, io la notizia l'ho avuta attraverso mia sorella che mi comunicava di guardare appunto Antena 3 per sapere di questa tragedia. Io Loris l'avevo sentito qualche giorno prima perché così ci eravamo sentiti per questo libro, che poi è un libro che ho fatto io, che ripercorre un po' la mia esperienza di attività sindacale, di CGIL, poi di concerti che organizzavo, e lui mi ha diciamo, fatto un'intervista che poi il giornalista ha sbobinato, è venuto fuori una storia di come è nata quella trattoria, i nostri vesi, eccetera. Ed era quindi un rapporto fraterno, insomma, era veramente un amico. Nel 72-73 lui andò a abitare là in quella zona, mettendo a posto quella casa, e poi quasi per scherzo ha detto: perché non facciamo un'osteria in questo salone qua? E così è nata questa osteria dei nostri vecchi, che era un punto di riferimento veniva su spesso Andrea Zonzotto, il poeta che è morto nel 2011, veniva su un pittore, Orlando Pisato, che abitava a Stello, ed era un po' un ritrovo, diciamo, della gente così per fare i concerti. In quell'ambiente abbiamo fatto un primo concerto col Canzone del Montello, dove io suonavo, dove con la Stellana Poletti, Gigi Marinelli, eccetera. E poi così, insomma, il locale funzionava finché lui decise che non ce la faceva
e quindi andò a fare il bidello, andò in pensione e poi così lo vedevo ogni tanto. E poi mi propose di riaprire il locale facendo una cooperativa che facevamo, però è durato poco, verso il 2000, ed era così un rapporto così, insomma, di vera amicizia, era piccolo fratello. E pochi giorni fa l'avevo sentito per dirmi allora il libro è pronto, guarda, spero che sia pronto fra 15-20 giorni, è un libro che abbiamo fatto con il crowdfunding, che mi ha aiutato Alberto Cantone, il cantautore trevigiano che forse conoscete, eccetera. E quindi mi ha detto, guarda, ci sono queste pagine che raccontano un po' la storia di questo locale, eccetera. Quindi sono rimasto sconvolto perché lui mi ha aiutato in questi momenti, anche ho avuto dei problemi di salute veramente a 360 gradi, non solo così come un mio amico, era una persona veramente deliziosa, un amico, un fratello, insomma, un fratello. Ecco, quindi ogni tanto ci si vedeva, mi dica. Senta, quando lei l'ha sentito quindi 2 giorni fa? L'ho sentito 7-8 giorni fa. Ah, 7-8 giorni fa. Allora, come... Sì, in dialetto mi ha detto, ma allora sto libro, così mi ha detto, escono, guarda, allora abbi pazienza, ma credo che sia quasi pronto, insomma. Ecco, ma com'era? Quindi era tranquillo? L'ha trovato normalissimo, preoccupato? Assolutamente normale. Poi siamo stati a mangiare insieme non molto tempo fa in una trattoria qua, così, ma assolutamente normale. Lui era spesso mi pare in Friuli, in Trentino, perché faceva attività come agente di commercio per un'impresa di segnaletica stradale. Quindi l'ho sentito assolutamente normale. Poi ogni tanto mi diceva non chiamarmi sul telefonino, che qua non prende spesso, quindi lo chiamavo a casa e proprio pochi giorni fa l'avevo chiamato e mi ha risposto, pochi giorni fa, un mese fa circa, mi ha risposto sua figlia, che io ho scambiato per l'Anna Maria, sua moglie, e ho detto, ciao Anna Maria, passami a vedere che sono la Catiuscia. Ah vabbè, la stessa voce, ho detto così, insomma, era un rapporto di un'amicizia. Ecco, lei conosceva bene quindi anche Anna Maria, la moglie. Che tipo era? Che persona era? Di una dolcezza incredibile, ma siamo stati veramente amici. Mi ricordo che veniva su volentieri un po' tutta la mia famiglia, era come essere a casa, insomma. Ecco, in queste ore... L'ho sentita l'Anna Maria, io ho pensato di chiamare, però non so dove, perché evidentemente in casa, di piatto fisso, la casa sarà sotto sequestro, il numero del cellulare della Catiuscia non ce l'ho, quindi non saprei neanche dove reperire queste informazioni. Però l'ho sentito assolutamente tranquillo, insomma. Ecco, quindi non sembrava che avesse qualche preoccupazione, qualcosa che potesse far trasparire qualcosa di drammatico? No. E il rapporto io sono andato a mangiare a casa sua non molto tempo fa, perché ho avuto così, normale, insomma. Lei probabilmente è uscita col giaccone perché sotto dove abitavano loro hanno un pollaio, quindi probabilmente lei si alzava, dava da mangiare agli animali, un'ipotesi mia, insomma, quindi poi è tornata su e ha trovato questa cosa qua. Senta, com'era il rapporto tra marito e moglie? Perché si è parlato, insomma, anche in queste ore del rapporto tra i due. Da quello che percepivo io, di un rispetto assoluto, insomma, e le dirò una cosa che mi ha molto amareggiato, è le affermazioni che ha fatto suo figlio, che Loris è un tipo violento. Sinceramente è una cosa che mi ha fatto parecchio male, insomma, perché Loris non avrebbe fatto male neanche, non lo so, io l'ho frequentato, mi ha un po' amareggiato. In effetti ha fatto un po', diciamo, pensare a quelle parole chiaramente certo. Dalla Germania. Ricordiamo i 2 figli, Catiuscia e Eddie, che è in Germania, che chiaramente sconvolto per quanto è successo, però si è raccontato che avesse avuto rapporti tesi in passato col padre, quindi probabilmente ci fosse anche un rapporto un po' freddo, però lei dice insomma ha fatto male quelle parole. Le hanno fatto male? Mi ha fatto male perché sinceramente Lori poteva essere tutto, ma non essere un tipo violento, insomma, è una persona veramente, insomma, io non ho parole. Mi ha molto amareggiato perché lo conosco
lo conosco dal 72, 73, insomma, quindi ecco, sto vedendo le immagini per televisione adesso. Esatto, queste sono proprio le immagini della zona, come lei ha ricordato, insomma, questa osteria che avevano aperto, che aveva avuto molto successo, questo locale, molto frequentato. Molto frequentato, veniva su appunto Andrea Lozzotto, poi questo pittore che abitava a Spello, che poi adesso è morto, ma aveva opere pubblicate, lui dipingeva là, portava su sti quadri, e così insomma ti dico, ho passato un sacco di tempo là. Senta, lei, mi dica. Lei si è fatto un'idea, sicuramente si sta parlando di varie ipotesi, ma secondo lei può essere stata una rapina finita male o qualcos'altro? C'erano oggetti di valore che lei sappia, qualcosa che poteva trarre? No, era tutto un disordine di loro, tanto vero che per trovare delle vecchie fotografie da fare non riesco più a trovare niente, perché una volta c'è stato un aneddoto, sono stato là a mangiare, mi detto non andare giù per questa strada qua che è ghiacciata, vai dall'altra parte, invece io sono andato giù, siamo rovesciati in mezzo al ghiaccio, eccetera, però no, non aveva nessun valore, cioè, non ne so dire, stava mettendo a posto la casa, un po' era abbandonata una parte, ma a casa sua era una casa normale. Ma ci siamo visti, sarà un mese fa, circa un mese fa, ma al telefono non passava una settimana senza non sentirsi, insomma. E assolutamente era cosa, un po' per questo libro che voleva sapere quando usciva, voleva sapere le cose che aveva detto, se erano corrette come aveva scritto lui, così. Ecco, che lei sappia, chiaramente io approfitto di lei perché lei lo conosce, magari le faccio qualche domanda indiscreta, lei chiaramente mi dica se può rispondere o meno. Che lei sappia i rapporti con i vicini com'erano? Beh, quei vicini non è che ci fossero case molto vicine, era una casa parecchio isolata, però assolutamente buoni. Tanto per dirle, lui si era interessato perché una chiesetta di un prete, adesso non so neanche la località vicino dove abitava lui, c'era da ristrutturare un affresco, eccetera, e lui si era interessato per portare uno a mettere a posto questa chiesetta, aveva contattato il figlio di un suo amico che è anche amico mio qua di Arcade, cioè, quindi c'era uno che sinceramente la vedrei dura, sono vedere Loris che faccia male a qualcuno, è tutto qua. Dopodiché io sono andato a mangiare a casa sua, una famiglia normalissima, mi ricordo quella volta mi parlava, perché te ne vai subito? Perché sono stanco con la schiena, per cui lei voleva che restassi ancora là per vedere la Catiuscia, che era persa che non la vedevo, eccetera. Per cui un rapporto assolutamente normale, insomma, lei so che aveva lavorato in qualche ufficio a fare pulizie, poi aveva così, adesso non so esattamente, e lui era andato in pensione, faceva queste collaborazioni con questa azienda di segnaletica stradale. E l'ultima volta che l'ho sentito sono 5-6 giorni fa, insomma, non ho percepito assolutamente niente di... Quindi è stato proprio un fulmine a ciel sereno la notizia, insomma, di quanto... un fulmine a ciel sereno, tanto è vero che quando mi ha chiamato mia sorella ho detto, ma stai scherzando, che cosa? Pensavo fosse... E poi ho messo su Antena 3 e ho visto appunto queste notizie, e poi mi hanno chiamato perché degli amici che lavorano alla tribuna sapevano di questa amicizia che avevo, per cui mi hanno chiamato per dirmi se sapevo qualcosa, ho detto sì, non so, sì, l'ho sentito pochi giorni fa, e allora mi hanno chiamato per dirmi, ho esternato il suo dolore, chiaramente, certo. Grazie mille signor Carretta, è stato molto gentile e scusi se l'ho disturbata, ovviamente sappiamo anche insomma ci siamo sentiti prima della trasmissione che lei è veramente molto provato da questa cosa. Assolutamente sì, è stata una battaglia dura stanotte. E comunque speriamo di riuscire se non altro a capire cosa è successo. Insomma. Grazie mille signor Carretta, grazie buona serata, grazie. Queste le parole allora di Flavio Carretta, amico di lunga data di Loris Nicolasi e della moglie Anna Maria Niola. Come avete sentito, insomma, anche lui la domanda perché, chi e cosa può essere successo. Allora,
Una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo e parleremo anche con Carla De Conti. Rieccoci in diretta, siamo a seconda parte, secondo blocco di questa edizione straordinaria del nostro telegiornale, un approfondimento, uno speciale dedicato all'orrore di Cison di Valmarino. Abbiamo sentito poco fa in diretta telefonica con noi Flavio Carretta, uno degli amici più vicini di Loris e Anna Maria, questa coppia di coniugi di 72 e 69 anni, orrendamente trucidati, massacrati a colpi di coltello e di spranga ieri, molto probabilmente nella mattinata di ieri. I corpi sono stati poi trovati nel pomeriggio. Stiamo cercando di capire insieme a voi cosa è accaduto, ma stiamo cercando anche di capire qual è la sensazione di un paese, Cison di Valmarino, che è in preda ovviamente alla paura. Ce lo raccontava prima Daniela Sizzia, insomma, che traspare questa paura, ed è un tema che riguarda la sicurezza, ovviamente, che sia o meno una questione di una rapina, c'è o ci sono degli assassini in libertà, e quello che dice la gente è ci vogliamo chiudere in casa. È una sensazione che Carla De Conti, più volte rapinata purtroppo nel suo negozio, tanto da ricorrere poi al porto d'armi, conosce bene. Carla De Conti, quando ha sentito di questa storia, cosa ha pensato? Ho pensato che possono passare 10 anni, ne possono passare 13 dai fatti che conosciamo, tipo quelli di Gorgo, però ci vogliono far credere che va tutto bene, invece in realtà non va assolutamente tutto bene. Viviamo in un paese dove ci ammazziamo per niente, dove la vita non ha più valore, dove le ragazze vengono fatte a pezzi così in valigie, dove le mogli vengono ammazzate dai mariti, dove i mariti ad un no non accettano e usano violenza, dove la violenza non viene usata solo su una moglie, ma viene usata anche su dei figli, questi figli che vengono anche uccisi per mano di un genitore. Viviamo in un paese dove gli anziani vengono messi dai parenti che non li possono accudire in strutture adeguate, e pensando che questi anziani possano essere protetti, e anziché venire protetti vengono bastonati, vengono lesi nella mente e nel fisico. E così vale anche per dei bambini, delle mamme, dei genitori non riescono ad accudire i bambini perché devono andare al lavoro, li mettono in strutture che dovrebbero garantire l'amore delle maestre, l'amore di educatrici. Anche qui i bambini soffrono delle pene che nel tempo, a lungo andare, verranno fuori. Allora io mi dico, io non posso entrare in merito di cosa può essere successo perché non lo sanno gli inquirenti, figurarsi se lo so io, però tutte le ipotesi secondo me sono variabili, perché la vita, ripeto, di un essere umano non ha assolutamente più valore. Io ringrazio Dio che sono qua a parlarne, che i miei sono stati in qualche modo bravi nei miei confronti, perché non mi hanno fatto fisicamente niente. Non parliamo del morale, perché io, pensando al morale, penso ad un Daniele Pellicciardi, che è il figlio di una coppia che è stata uccisa 10 anni fa per mano di gente venuta da chissà dove, perché il problema è che continuamente arriva gente e non sappiamo chi sono questi, non sappiamo da dove arrivano, sappiamo che sono nati il 1° gennaio, ma non sappiamo nient'altro, non sappiamo la storia. Vivono in una maniera diversa dalla nostra, hanno una cultura diversa dalla nostra. Ammazzare una persona è come ammazzare un maiale, non hanno la nostra cultura. Questo non vuol dire che io sia in qualche modo ce l'abbia, non si può dire chi sono, però vagliando e ascoltando tutto quello che succede, secondo me abbiamo perso un po' anche noi il valore che si dava una volta ad una vita umana, vuoi per il denaro, vuoi per il potere, vuoi per delle eredità, comunque sia la vita umana ha veramente un valore pari allo zero. Quella frase che stanno molti a Cison di Valmarino ripetendo, ci chiudiamo in casa, perché chiaramente in questa situazione che si fa, è una sensazione che ha sentito sulla sua pelle? Ma io la sento tuttora, la paura. Logico che ogni volta che senti un caso come questo è una ferita, la mia magari più lieve di quella di un Daniele Pellicciardi, è una ferita che è sempre aperta,
che sanguina e basta un niente per riaprirla. La paura secondo me ormai è diventato un sentimento che fa parte di noi, è come l'amore e la paura, viviamo veramente barricati in casa e se usciamo guardiamo oramai tutti quelli che ci girano intorno come dei possibili rapinatori, come dei possibili carnefici, non ci fidiamo più di nessuno e siamo diventati in qualche modo omertosi, perché se davvero c'è qualcuno che passa in un paesino piccolo come quello di Rolle, mi sembra strano, ci sarà qualcuno che può vedere, ci sarà come nel mio caso, nella mia rapina, quella di casa, cioè sarà stato queste persone qua, vengono e guardano sicuramente, non ti prendono a caso, sanno effettivamente dove stanno andando. Io non accetto chi mi dice è il caso, stavolta è successo a te, poteva succedere a qualcun altro. No, in un caso di una bomba, di una strage, in una metropolitana, ok, è il caso, chi c'era che c'era, ma i rapinatori che sono venuti a casa mia, e come può essere che se sono stati uccisi i coniugi per mano di qualcuno, sapevano benissimo dove stavano andando, non hanno preso a caso, hanno preso una casa che è alla fine di una strada dove non si arriva se non ci si vuole arrivare, perciò mi dico la paura oramai è dentro di noi. Lei dice perché è possibile che nessuno abbia sentito almeno delle grida, qualcosa? Se due esseri umani, o almeno la prima, se effettivamente è stata uccisa prima la donna, ha urlato, adesso io non lo so perché ripeto era di giorno, magari ognuno si sta facendo i fatti propri, la televisione è accesa, però un urlo in pieno giorno mi viene l'idea di dire qualcuno può averlo sentito ma ha voluto fare finta di non sentirlo o effettivamente è passato perché magari tra moglie e marito a volte si litiga, può darsi che magari un urlo sia passato come non so, c'è la gallina che è scappata per dire però effettivamente la paura è anche il fatto di dire nessuno sente più niente, ho paura di essere da solo. Io volevo solo dire una cosa, Nicola, effettivamente la casa dei coniugi è piuttosto isolata, nel senso che è una strada stretta dove si arriva solo in questo piccolino, questo centro molto piccolo che è il Borgo Rolle, sono veramente poche case e noi abbiamo provato a girare anche un po' le case dei vicini e pochi hanno voluto rispondere con pochissime parole, solo abbiamo paura e basta. E nessuno effettivamente ha sentito niente, cioè della mattina di ieri nessuno ha sentito niente. Persone poi che hanno chiuso la porta perché ovviamente hanno paura anche di rispondere o di parlare con noi giornalisti, e però il problema vero è che la casa effettivamente è abbastanza isolata rispetto alle altre, nel senso che sono almeno 200-300 metri l'una dall'altra, più su non c'era nessuno, oppure c'è una persona che va e viene, quindi magari poteva non esserci la mattina, e invece più a valle insomma c'erano due case ma non, dove le persone si sono chiuse, sono barricate, molto probabilmente anche per paura. Ecco, tu hai sentito anche nel pomeriggio, insomma nelle ultime ore anche i carabinieri, e da quello che si capisce è che ci sono molte cose che non quadrano. Esatto, loro parlano di una situazione, di un quadro anomalo, ci sono delle cose che non tornano e loro dicono stiamo cercando di capire, di fare un quadro un po' più dettagliato per capire effettivamente quelle cose che non tornano, come ti anticipo. Le orme sul terreno, evidentemente non si parla di uno, forse due, non sono tante, quindi non si parla più di una banda, insomma, di più persone. Potrebbero essere due persone? Potrebbero essere due, potrebbe essere una sola. Le orme sono poche, come all'interno della casa gli indizi, le impronte sono poche niente, e proprio per questo domani c'è l'arrivo degli uomini del RIS. Quindi domani è previsto l'arrivo. Domani i carabinieri del RIS di Parma che arriveranno nell'abitazione per cercare qualche indizio in più, per cercare qualche prova. Domani peraltro è anche previsto il conferimento di incarico per l'autopsia, quindi ci sarà l'autopsia. Peraltro, e correggimi se sbaglio, l'autopsia dovrà anche stabilire esattamente l'ora della morte, o l'ora della morte è stata già stabilita? No, dovrà anche stabilire l'ora esatta della morte. Il lasso di tempo è quello, però ancora potrebbe non essere, quindi potrebbe comunque all'interno di quelle ore della mattina. Esatto, potrebbe essere anche venuto molto prima, nessuno lo sa. Questo chiaramente è potrebbe essere una domanda molto importante. Allora, sentivamo la sicurezza, l'insicurezza, la percezione, chi, perché non hanno sentito, le reazioni ovviamente
di un paese che si chiede chi e perché. Le reazioni. Spero che in fretta i carabinieri, compatibilmente col tempo che servirà, e le forze dell'ordine porteranno in prigione chi ha fatto questo grave delitto. In paese c'è paura, la gente oggi si è svegliata con una tragedia davvero difficile anche solo da comprendere. Siamo tutti impensieriti e anche impauriti perché non è una cosa bella quel che è successo, e fino a quando i delinquenti non saranno comunque assicurati alla giustizia, la paura è ovvio che ci sia. La casa nel Borgo Rolle, poche abitazioni vicine, molte sono chiuse, isolata, ma ci dicono i residenti una zona tranquilla, fino a ieri. Ora la gente passa, guarda la casa e scuote la testa. Impossibile, ci dicono, non riusciamo a crederci. Un uomo si accosta con la macchina e lascia un vaso con dei tulipani. Lo sgomento e lo shock di chi li conosceva. Io 40 anni che conosco la Galepi. Com'erano come persone? Bravo, gente, bravi, sono sta male. Paura tanta ora. Non ho mai dormito. Gli occhi lucidi di chi non ha dormito e che si chiede perché sia accaduta una cosa tanto efferrata. La figlia ora è da alcuni parenti, mentre pesano come un macigno le parole del figlio che da anni vive in Germania. Lui era un violento, ha detto. Ho pensato fosse stato papà. Forse tornerà in Italia fra un paio di giorni. Rimane l'orrore di questo duplice omicidio nelle bellissime colline silenziose che oggi sono teatro di un massacro. Allora, chi, perché, tante domande e spesso tante domande cercano una risposta appunto dentro ognuno di noi. In collegamento telefonico abbiamo, e la ringrazio per la disponibilità, la dottoressa Vera Slepoi, nota psicologa, alla quale chiediamo, buonasera intanto dottoressa. Buonasera a tutti. Buonasera, chiaramente di fronte a queste vicende, di fronte a questi fatti che fanno tornare alla mente storie terribili, ci si chiede il perché, ci si chiede come reagire a una situazione del genere, cosa si può dire? Non è semplice, non è semplice perché se non c'è ancora, se non è stato delineato la motivazione e cos'è che ha causato questo delitto efferato, perché molto spesso si pensa alla rapina mentre poi magari va ricercato nell'ambiente familiare, quello magari più impensabile, quello che noi tendiamo a rifiutare come idea. Quindi innanzitutto va detto ai cittadini che devono prima attendere il responso, cioè sapere esattamente quale può essere stata la causa scatenante, oltre che il criminale che l'ha messa in atto. Dopodiché, perché sono due modalità diverse nell'analizzare la reazione che i cittadini possono avere, perché il delitto all'interno del gruppo familiare ha delle componenti che spesso ci dovrebbero mettere in condizione di avere maggiore attenzione sui segnali, sulle patologie, sulle disarmonie della famiglia e accettarne l'osservazione, l'analisi e eventualmente anche la prevenzione, mentre tendenzialmente noi rifiutiamo l'idea che all'interno della famiglia si possano sviluppare aggressività e violenze di questa natura. Se invece il delitto è maturato all'interno della criminalità a vari livelli e con varie tipologie, allora chiaramente si va a toccare il senso di insicurezza che è già presente nel tessuto sociale. Soprattutto il mondo degli anziani sono le figure più deboli e più fragili di determinati territori, come quello veneto ad esempio, dove la casa in campagna, in collina, con il giardino, con tutta una serie di caratteristiche, era sinonimo di libertà e anche di una visione positiva della vita. Oggi invece la casa isolata ti pone all'interno di tutto un meccanismo che è quello della paura e dell'insicurezza, e questo
porta indubbiamente alla limitazione della quotidianità e del comportamento sociale, cioè si genera poi tutti i meccanismi del sospetto, comprese altre patologie che sono gli stati d'ansia, gli stati d'angoscia, l'insonnia, cioè tutti conseguenze che sono collegate a questi eventi. Ecco, quindi lei, certo, quindi lei di sostanza dice anche ai cittadini bisogna attendere per capire e è un modo anche per dire non fatevi prendere dal panico? Esattamente, cioè perché sono due meccanismi che generano paure diverse. Perché il delitto di Gorgo, mi sembra sia il paese si chiamasse così, sì, giusto? Certo, è stato famosissimo, violentissimo e ha minato l'idea di sicurezza e di tranquillità di chi vive in luoghi, diciamo, più isolati o più ameni. Quindi non solo, ma adesso c'è un altro elemento che è maturato in questi anni e si è modificato del comportamento sociale, che è la paura e il sospetto che si genera verso comunque individui che non si conoscono, di cui non si sanno ad esempio la provenienza o non si sanno che tipo di reazione possono dare, cioè le persone iniziano ad avere un rifiuto verso tutto ciò che non è controllabile, che non è necessariamente il colore della pelle, ma è anche l'idea di non sapere esattamente la provenienza. Questo, diciamo, ricorda un po' il controllo sociale che le comunità hanno sempre avuto anche come forma di protezione. Però se noi non sappiamo esattamente, se gli inquirenti, gli investigatori non riusciranno a dare, e la daranno sicuramente una spiegazione, e quindi verrà individuato chi ha compiuto il delitto efferato, se sono più persone, cioè, perché sono state uccise una coppia, quindi ci vuole un certo tipo di violenza, di organizzazione nel compiere questo tipo di delitti, e sono due percezioni che la gente dovrà tenerne conto, perché se avviene all'interno della famiglia è una componente diversa da quella di un gruppo di criminalità organizzato o non organizzato, o un delitto maturato per vendetta o per motivazioni diciamo occasionali. Certo. È stata molto precisa e la ringrazio, dottoressa Vera Slepoi, del suo intervento, anche per mettere un punto fermo su questa interpretazione. Grazie dottoressa Vera Slepoi, grazie del suo contributo. A lei grazie, buona serata. Grazie, buona serata. Allora, Carla De Conti, insomma, ha sentito cosa ha detto la dottoressa Slepoi, c'è questa ipotesi diverse, reazioni diverse ovviamente, e poi anche il fatto che la casa in campagna, che un tempo era il sinonimo della tranquillità, ora è esattamente l'opposto, da Gorgo in poi. Gorgo è stata una cesura, è stato uno scarto fondamentale purtroppo in questo senso. Credo che proprio in merito anche a Gorgo avrebbero dovuto esserci dei cambiamenti. Io onestamente non ho visto cambiamenti. Metti caso che io mi auguro con tutto il cuore le persone che hanno commesso questo atroce duplice omicidio vengano prese, chiunque sia. Mi chiedo, ma quando e se vengono prese, cosa gli succede? Io mi rendo conto che danno un valore diverso alla vita anche gli inquirenti, anche i magistrati, anche chi alla fine si trova a dover condannare chi commette i reati, perché io noto che un animale, io ho dei cani in casa, noto che un animale se fa del male a un essere umano viene soppresso per molto meno. Allora io mi chiedo come mai gli esseri umani commettono dei reati così atroci e a loro non succede niente, anzi un ergastolo io ero sempre convinta che un ergastolo volesse dire che una persona viene messa in carcere
e rimane in carcere. La cosiddetta fine pena mai. Esatto, fino alla fine dei suoi giorni. Io sono cresciuta e sono andata avanti sempre con questa idea. Invece no, essendo all'interno di un meccanismo mi sono resa conto che sono 30 anni, che poi non sono più 30 anni ma sono anche meno. Allora io faccio parte di un osservatorio a sostegno delle vittime, un'associazione non a scopo di lucro che assiste le persone vittime. Mi rendo conto che ce ne sono un'infinità di vittime, ci sono vittime di mariti, di compagni che le hanno rovinate con l'acido, così anche William, un ragazzo, perché non succede solo alle donne, succede anche ai ragazzi, è stato bruciato con l'acido. Ho intorno a me delle persone che hanno avuto il marito ucciso dalla delinquenza per pochi soldi, ho delle signore madri di famiglia alle quali è stato ucciso il marito quando avevano ancora la creatura in grembo. Cioè io mi dico, ma tutti questi fatti io li sento, li guardo la televisione, mi fanno venire la pelle d'oca e non li ho subiti tutti, ma gli uomini dei bottoni che sentono e vedono le vittime di tutti questi reati. Io mi chiedo, qualcuno va dalla figlia, va dal figlio, nel caso vengano presi i colpevoli, a chiedere effettivamente cosa sta succedendo, avete bisogno di qualcosa? L'assistenza secondo me va oltre quello che è il sostegno economico, anche un sostegno psicologico. Un sindaco del paese che ho visto presente, le istituzioni, deve esserci una componente politica, perché noi dobbiamo avere fiducia nella politica, siamo vicino alle elezioni. Che fiducia diamo adesso con questi fatti? A chi crediamo? La famiglia, la figlia, quant'altro gira intorno, che fiducia avranno? Come mai queste cose continuano a succedere? Eravamo un paese dove non succedeva mai nulla, eravamo un'isola felice per quanto dire. Adesso onestamente succede, mi ricordo anche a Cornuda, adesso io non seguo sempre tutti i telegiornali, la donna che è stata trovata, alla fine si sa qualcosa, ci sono dei casi che passano in qualche modo, vanno a finire non si sa dove, però ci sono dietro delle famiglie, ci sono dietro delle persone che onestamente soffrono e chiaramente poi pagano le conseguenze negli anni. Allora abbiamo parlato, ha riecheggiato varie volte anche in queste ore Gorgo al Monticano, anche se poi gli inquirenti in queste ore tendono a dire che ci sono elementi che allontanano da quella ipotesi dello scenario di Gorgo al Monticano, ma comunque l'efferatezza del delitto ha chiaramente riecheggiato Gorgo al Monticano, e lo abbiamo detto tante volte, Gorgo al Monticano è stato uno scarto, una cesura che ha cambiato le cose nel nostro territorio, e lo ha detto benissimo in un libro diventato famosissimo, Gorgo in fondo alla paura, il sociologo e scrittore Gianfranco Bettin, che ha scavato a fondo in questa paura che ha cambiato un po' la nostra percezione in tutto il nostro territorio. Abbiamo proprio in collegamento telefonico con noi Gianfranco Bettin, che ringrazio. Buonasera Bettin. Buonasera. Buonasera, ecco, questo orrore, nuovo orrore in Veneto, orrore a Cison, chiaramente lo dicevamo, lo stiamo dicendo, è un'indagine ancora in corso, ci sono tutte le piste aperte, ma lei, ecco, quando ha sentito di questa vicenda, ecco, cosa ha pensato, che idea si è fatto? Le modalità richiamano un po' quelle di Gorgo al Monticano e anche di altri casi, non tutti per fortuna finiti con la morte delle persone aggredite, però molto spesso con ferite, con lesioni, a conferma di un ripetersi di episodi frutto molto spesso dell'iniziativa di una criminalità predatoria e senza scrupoli. Molto spesso di origine straniera, anche se non sempre, perché non mancano neanche fra di noi, diciamo così, i predatori efferati. Quindi immediatamente mi è venuto in mente qualcosa del genere. Poi ho visto che alcuni indizi non confermerebbero evidentemente questa pista, anche se non la escludono. Quindi sotto questo profilo non possiamo che attendere le risultanze delle indagini. Certamente il fatto di pensare immediatamente a episodi come quelli evocati, Gorgo ma anche altri, significa che queste storie hanno lasciato una traccia profonda in noi, al punto che vengono richiamate molto spesso, insomma, anche se potrebbero non centrare, però le modalità sono
un po' simili, a riprova di una non estirpata paura che hanno lasciato radicata nelle nostre comunità queste storie pessime. Ecco, come è cambiata la percezione quindi della paura, della sicurezza in questi anni, dal suo punto di vista? C'è stato un cambiamento? È cambiata? Sì, sicuramente alcuni di questi episodi, soprattutto Gorgo, hanno rappresentato un punto di svolta, nel senso che mentre un tempo, anche fino a pochi anni prima, si sapeva che succedevano cose brutte, diciamo, ma non si immaginava che arrivassero a questi estremi, dopo quello e alcuni altri episodi, diciamo così, si è cambiato modo, no? E poi mettiamoci anche che l'eco che queste storie hanno è molto estesa, è anche molto impattante, quindi anche al di là dei numeri, no? Molto spesso si distingue tra la sicurezza o la paura percepite e quella reale, no? Molto spesso si comparano i dati che dicono che questi episodi sono in diminuzione statistica con invece una crescente e diffusa paura che si ripetano. Viviamo in un mondo in cui si impastano i dati oggettivi con le percezioni soggettive e tutto congiura a alimentare queste paure. Ripeto, non sono infondate perché gli episodi capitano. Per fortuna molto spesso i colpevoli vengono puniti, semmai c'è anche il problema che tante volte se la cavano presto e dopo pochi anni troppe di queste persone feroci escono, no? E questo alimenta l'insicurezza, quindi dobbiamo lavorare molto sulla certezza della pena, quindi sul dare esito coerente al lavoro egregio che fanno le forze dell'ordine in questo campo e quindi ripristinare un senso di fiducia nelle nostre comunità che episodi come questo certamente incrinano fortemente. Quindi insomma, ecco, come diceva anche la nostra ospite Carla De Conti, è anche questa incertezza della pena che mina la sicurezza, sì, ovviamente. Sì, diciamo che mina la sicurezza delle persone per bene e lascia pensare alle persone per male che se la possono spangare e questa cosa non va bene. Perché... Certamente. Grazie a Gianfranco Bettin, grazie per il suo contributo, la lascio alla sua serata. Grazie a Gianfranco Bettin, ovviamente ha studiato a lungo questa vicenda di Gorgo al Monticano dopo quanto accadde nell'agosto 2007. Allora, a proposito di questo ne abbiamo parlato, l'abbiamo evocato più volte, abbiamo sentito chiaramente Daniele Pellicciardi proprio oggi e sentiamo cosa ci ha detto. Purtroppo c'era da aspettarselo, non è bello dirlo ma è così, non c'è niente da fare quando si lascia entrare in casa propria gente e non si sa chi è, questo è il prezzo che si deve pagare. Cison di Valmarino e Gorgo al Monticano, la dépendance di Villa Durante a Gorgo e l'ex osteria in collina a Rolle, sfondi di due massacri che finora tragicamente si assomigliano. Quello dei coniugi Pellicciardi nel 2007 e ora quello di Loris Nicolasi, pensionato di 71 anni, e della moglie Anna Maria di 68, caso quest'ultimo su cui sono ancora aperte tutte le ipotesi. Daniele Pellicciardi, figlio di Guido e Lucia, è cauto, ma la drammatica sostanza di ciò che è accaduto non cambia. Da quello che si capisce le due povere persone stavano cercando di scappare da quello che sembra, insomma, per cui penso che un'aggressione ci sia stata da chi non si sa e il motivo anche, perché insomma non è che fossero stati grandi possessori di cose, insomma, erano due anziani come lo erano i miei genitori, insomma, una vita tranquilla e mai si avrebbero immaginato, insomma, che succedesse questo. È toccato alla figlia rincasare e trovare i corpi senza vita dei due genitori, una scena in cui Pellicciardi si è inevitabilmente immedesimato. È sempre uno shock che si porterà avanti purtroppo per tutta la vita, come quello che mi sto portando avanti io, insomma, si cerca sempre di superare, di dimenticare, ma purtroppo sono cose che non ti vanno più via dalla testa. La prima sentenza è questa, insomma. L'ergastolo comunque ce l'hanno loro
ce l'abbiamo noi e tutto il resto non ha importanza. Un episodio di cronaca gravissimo, brutale, di fronte al quale si può tirare una sola conclusione, dice il figlio delle vittime di Gorgo. Bisogna sempre stare allerta e purtroppo bisogna chiudersi in casa, bisogna essere i prigionieri di casa propria, anche se non sarebbe giusto, però bisogna fare così, bisogna avere sempre paura degli altri, anche se li conosci, bisogna sempre avere paura degli altri. È quello di cui abbiamo discusso veramente fino a poco fa, prima con Vera Slepoi e poi con Gianfranco Bettin, la paura degli altri che aumenta ovviamente sempre di più. Adesso la pubblicità, poi ancora l'orrore di Cison. Rieccoci in diretta per questa edizione straordinaria sull'orrore di Cison. Lo torniamo a fare un punto sulla questione delle indagini e delle novità. Daniela Sizia, ovviamente oltre all'esame autoptico che sappiamo verrà eseguito domani dal dottor Alberto Furlanetto, fondamentale per capire non solo le cause esatte della morte ma anche l'ora della morte, e oltre all'arrivo sempre domani dei carabinieri del RIS per davvero cogliere qualsiasi traccia utile alle indagini, ci sono anche le indagini classiche, quindi sentire delle persone. Esatto, in queste ore praticamente stanno arrivando in caserma tutti i familiari e gli amici, i conoscenti dei due coniugi, vengono ascoltati anche per ricostruire poi quella che è la vita familiare della coppia e capire insomma come fosse insomma la vita anche relazionale. E anche magari i rapporti con il vicinato. E anche i rapporti col vicinato, esatto. Inoltre la zona è assolutamente priva di telecamere di videosorveglianza, ovviamente essendo una strada abbastanza isolata, e quindi non può venire un aiuto da quella parte? Da quella parte no, quindi insomma si cercano anche degli accertamenti sulle celle telefoniche per vedere se fosse stata agganciata una cella telefonica in quel lasso di tempo in quella zona. Ecco, ci si chiede, parliamo di una donna, Anna Maria, la signora, ma povera Anna Maria, uccisa a coltellate, bisogna capire quante poi coltellate proprio dell'esame autoptico, e il marito invece con un corpo contundente tra una spranga e un punteruolo, quindi due armi diverse che non sono state trovate e farebbero pensare a due persone diverse. Potrebbero far pensare a due persone diverse, uno che abbia colpito la donna e l'altro abbia aspettato l'uscita poi dell'uomo, ovviamente tutte ipotesi, e possa aver colpito poi l'uomo successivamente. Certo, due armi diverse fanno pensare molto, perché la donna è stata colpita, sembra, all'addome, alla schiena e anche alla gola. E l'uomo invece ha diverse contusioni proprio con un'arma, con una spranga o comunque un punteruolo o comunque un'arma insomma contundente. Per questo è fondamentale, lo diciamo, insomma, lo ripetiamo, l'esame autoptico per capire anche in quanto tempo è morta la donna, perché è chiaro che se la donna, quanto tempo ci ha messo l'assassino a uccidere la donna e quanto tempo ci ha messo a uccidere l'uomo, perché la contemporaneità potrebbe far pensare quindi dell'azione a due persone diverse. Ovviamente sono tutte ipotesi, ma sono tutte domande che si fanno, e sono tutte domande che chiaramente si fa anche chi governa questo paese, Cison di Valmarino, un paese tranquillo, conosciuto per ben altro in tutto il mondo, perché è un paese ricordato per tante belle cose, l'artigianato, la fiera dell'artigianato e vario altro, e poi però si mette nella mappa anche per questo delitto efferato. Allora, abbiamo al telefono, l'abbiamo vista nel nostro servizio, ma la risentiamo al telefono, il sindaco di Cison di Valmarino, Cristina Pin. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera sindaco, allora finita questa giornata, sono 48 ore in cui Cison di Valmarino è sballottata ovviamente da questa vicenda, e cosa si sente di dire, insomma, oltre alla speranza ovviamente che i carabinieri riescono in fretta a trovare il bandolo della matassa? Sì, certo. Ovviamente siamo in continuo contatto con le forze dell'ordine proprio perché ci tengono aggiornati sull'andamento delle verifiche che stanno facendo. Speriamo anche noi e siamo convinti che a breve insomma, il caso verrà risolto e
sicuramente non mancherà, spero non manchi tanto tempo. Cerco di rassicurare i miei cittadini per quanto possibile, è ovvio che fino a quando non verranno presi le persone che hanno davvero creato questo punto nero in Cison, perché a Cison si vive ancora bene. Io non dico che possiamo lasciare le porte aperte, però sicuramente non meritiamo di essere ricordati per questo crimine efferato. È ancora un luogo dove si vive tranquilli e dovrà essere ancora un luogo dove si potrà vivere tranquilli. Credo davvero che le forze dell'ordine stanno facendo di tutto e lo faranno, e a breve avremo i colpevoli in carcere. Ecco, lei ha sentito in queste ore Katiuscia, la figlia dei coniugi? Non l'ho sentita perché ieri ho parlato insieme e mi pare di intromettermi in situazioni poco piacevoli. Mi sono messa a disposizione sua per eventuali chiamate sue. Ecco, ma lei è riuscita a parlarci ieri, quindi ci può dire cosa le ha detto, se si può dire, insomma, dico solo che ovviamente era molto provata e probabilmente non è ancora riuscita ovviamente a somatizzare ciò che è capitato. Ecco, diceva prima, ecco, l'importante è che non diventare il paese del massacro. Ecco, come si, oltre ovviamente alla speranza della chiusura in fretta di queste indagini, come si superano questi momenti, come si superano questi fatti? Non so se in realtà ognuno di noi avrà un metodo suo. Io credo che già sapere che comunque tutte le strade verranno percorse per cercare il colpevole, e comunque io penso che ovviamente sia un caso isolato. Questo è forse la cosa che più ci conforta, no? Nel senso che non dobbiamo pensare a un caso, a una situazione seriale, no? Quindi sono anche convinta di questo, che per fortuna spero sarà un caso isolato, e quindi una volta che le forze dell'ordine troveranno comunque il colpevole si risolverà così. Ovvio che comunque non possiamo abbassare la guardia, non lo possiamo fare perché dobbiamo renderci conto che i tempi non sono più quelli in cui potremo lasciare le porte aperte o fidarci comunque di tutti. È bene comunque tenere le antenne alte. Ecco, lei comunque, da quello che, mi corregga se sbaglio, ho capito, si è detta un po' scettica sulla questione della movente per rapina, può essere? Mi conferma questa cosa? Lo sono io, ma lo sono io come persona, non da dati che mi possono venire dati comunque dagli inquirenti. Ecco, noi abbiamo parlato con uno degli amici che era Flavio Carretta, diceva appunto in casa non c'era nulla di valore, quindi è molto strano insomma come storia. Poi peraltro per Cison sono due nomi importanti, l'Osteria e i Due Vecchi, ha fatto la storia un po' di quella zona. Lei li conosceva? Non molto, li conoscevo di vista. Io non ricordo di aver mai visto il ristorante aperto, ma era aperto in anni in cui io frequentavo meno Cison perché non sono nativa di Cison. Però le hanno parlato di questo storico locale? 2 o 3 volte ho parlato, prego? Dico, le hanno parlato di questo storico locale, immagino che fosse noto. Sì, certo, sì. Mi hanno raccontato di feste anche fatte in quel locale, sì. Ecco, in definitiva quindi a cittadini che hanno tuttora paura, lei cosa sente di dire? Abbiate fiducia insomma che la cosa si risolverà? Sì, spero il prima possibile di poter dare la comunicazione a tutti i miei cittadini, ma non solo ai miei cittadini, comunque alle persone, che il caso è stato risolto. Con le forze dell'ordine, con i carabinieri ovviamente siamo in contatto parecchie volte al giorno, ovviamente, perché anche loro vogliono risolvere il caso, perché ovvio che vogliono farlo, quindi anche mi sono sentita questa mattina anche con il signor prefetto, insomma c'è grossa... Cosa le ha detto, se posso chiederle, cosa le ha detto il prefetto, se posso chiederglielo? Ovviamente che è vicino ai cittadini e che farà di tutto per collaborare e coadiuvare comunque le forze dell'ordine insieme al questore.
La ringrazio, Sindaco Cristina Pin, grazie ovviamente, scusi ovviamente l'ora, ma... No, mi scuso io per non essere lì presente, ma non impegno. Grazie mille Sindaco, ci sentiremo ovviamente nei prossimi giorni. Carla De Conti, quindi la fiducia è quella di riuscire a chiudere in fretta le indagini, un Sindaco ovviamente cerca di evitare che poi Cison diventi la Cison del massacro, quello che è un po' purtroppo spesso diventato Gorgo. Certo, io credo che stia facendo la cosa più giusta, perché non dobbiamo, per un fatto che succede, creare dell'allarmismo intorno, però è anche normale ed umano, quando senti certe cose, preoccuparti, perché sono sempre più frequenti. La gente dimentica in fretta, perché le cose che non ti toccano in prima persona le dimentichi veramente tanto in fretta. Quando però vengono riaccese perché succede un altro fatto grave, tutti quanti andiamo in cerca nella nostra memoria di qualcosa che abbiamo già vissuto, e questo fomenta in noi, non so cosa sia, non so che sentimento sia, oltre a quello della paura, anche dell'odio, anche nei confronti di chi effettivamente permette che certe cose succedano. La realtà è che 2 persone sono morte, e fin tanto che non si scopre chi è stato, queste 2 persone comunque, diciamo, sono morte per mano di persone che non si sa da dove siano venute. Io mi auguro effettivamente che si risolva più presto tutto quanto, per tutti, per noi che ascoltiamo, per chi sta vivendo le cose in prima persona, per chi è all'interno di quel paese, perché bene o male è successo anche a me. Quando io parlavo del mio paesello, sembrava che effettivamente lì si fosse accanito qualcosa, però non è così, è che a forza di parlarne logicamente rimane in mente. Ma Cison è un bellissimo paese, ci sono dei mercatini meravigliosi, ci sono delle cose veramente stupende. Io sono convinta che non verrà ricordato per questo fatto grave da chi ha in mente Cison, ma verrà ricordato da chi sta vivendo in prima persona la mancanza di queste due persone. Io da madre e da figlia non oso neanche immaginare cosa può succedere al mio cuore, ai miei sentimenti, alla mia testa quando succede una cosa del genere. So cosa ha patito mio figlio per quello che ho patito io, che effettivamente è una cosa completamente diversa, però la violenza è sempre una violenza. Lo ricordiamo, 7 rapine? No, sono 3 rapine, una mano armata, 5 furti e 11 denunce presentate per svariati altri tentativi. Però ricordiamoci che le rapine sono una cosa e gli omicidi sono gli altri. Certo. Però ovviamente un omicidio non puoi non denunciarlo, se non lo denunci tu lo denuncia qualcun altro. La rapina invece io alla fine ho smesso anche di denunciare, perché sono talmente tanti i fatti che io mi chiedo alla fine cosa denuncio a fare un fatto del genere. Poi è sbagliato dare questo messaggio, perché bisogna sempre denunciare, perché rimane traccia di qualcosa. Quella persona che magari poi viene presa per un altro episodio magari viene collegata a qualcosa che sembrava non succedere, non c'entrare niente. Io posso solo ringraziare le forze dell'ordine. Ho parlato male della classe politica, quella che non mi ha aiutata, ma non ho mai parlato male delle forze dell'ordine. Forze dell'ordine che sono in questo momento davvero stanno lavorando tantissimo. Ecco. Io posso dire che per quanto possono, e anche di più, chi veramente il lavoro lo fa con passione, con amore, fanno molto di più di quanto in realtà noi pensiamo, e lo fanno perché effettivamente lo fanno con passione, perché ci tengono a risolvere le cose, ci tendono a trovare i colpevoli, anche se a volte questo loro lavoro effettivamente non viene abbastanza gratificato, perché le persone che vengono... Quando non viene vanificato addirittura. Esatto, quando vengono messi in carcere poi sanno che entrano da una parte e magari escono prima di loro quando c'è un processo. Peraltro noi stiamo parlando e continuamente stiamo riecheggiando ovviamente Gorgo al Monticano, perché è l'immagine che subito è scattata alla mente di noi tutti quando... nelle ore di ieri, nel pomeriggio di ieri, dal ritrovamento dei 2 coniugi uccisi, morti, si è capito poi che era un duplice omicidio. Erano notizie che si accavallavano di ora in ora dal primo pomeriggio fino alla serata. Non dimentichiamo, l'abbiamo accennato all'inizio, di un fatto che avvenne prima di Gorgo al Monticano, 2 anni prima, nel 2005, e che ha modalità molto simili, forse più simili a questo fatto che non Gorgo, e cioè il terribile delitto di Enego. Lo ricorderete, nel 2005
E in questo paesino, anche qui un paesino in provincia di Vicenza, un piccolo paese molto simile, non tanto per la conformazione ma per il suo essere comunità, a Cison di Valmarino, dove Domenico Miola, che qui i casi beffardi e inquietanti, una quasi omonimia con Anna Maria Niola, la donna uccisa ieri a Cison di Valmarino. Ecco, ci furono Domenico Miola e Angela Valle, che erano i due pensionati che furono trucidati a sprangate in un altro delitto terribile, violentissimo e rimasto insoluto, perché lo ricordiamo, ci furono 3 persone sotto inchiesta e tantissime persone che furono chiamate, furono interrogate, ma anno dopo anno l'indagine non portò a nulla ed è rimasto tuttora un delitto insoluto, con un'inchiesta chiusa nel 2013. Quindi è un altro delitto del quale ancora ci si interroga su moventi e su assassino, quindi un altro capitolo davvero misterioso dell'orrore nel nord-est. Sappiamo poi invece che Gorgo Monticano portò all'arresto dei responsabili, uno si suicidò in carcere, Arthur Lesci, e per l'altro Staffa ci fu l'ergastolo, ma poi potrebbe anche uscire fra poco, e questo è uno dei tanti aspetti purtroppo inquietanti della vicenda. Dunque dicevamo Enego, Gorgo Monticano, Cison di Valmarino. Torniamo allora a Cison di Valmarino. Daniela Sizzia, allora cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi giorni? Intanto io volevo dire una cosa proprio sul discorso Enego e Gorgo. Il procuratore capo Michele Della Costa ha più volte ribadito che non ci sarebbero elementi che possano collegare questo episodio di Cison con quello di Gorgo al Monticano. Forse veramente sembra quasi più simile a quello di Enego. Un'altra cosa essenziale è che non ci sono stati segni di forzature per quanto riguarda l'abitazione dei coniugi, né sulle porte né sulle finestre, quindi o l'uomo è uscito lasciando la porta aperta o chi è entrato era conosciuto dai due coniugi. Questo è un'altra cosa che ti chiedo è che per fare un po' per mettere qualche tessera in questo puzzle davvero complicato, si è parlato di una casa, all'interno di una casa messo a soqquadro. Da quello che è potuto trasparire dagli inquirenti, una casa, diciamo, stanze messe a soqquadro a bella posta, diciamo, potrebbe essere questo un depistaggio, e quando sarebbe avvenuto questa confusione, questo caos? Su questo ci sono proprio le indagini. Potrebbe essere stato, parliamo del condizionale, potrebbe essere stato un depistaggio. La casa è stata messa su quadro molto probabilmente dopo gli omicidi. Questo come si fa a stabilire? Questa è l'ipotesi che fanno gli investigatori. Quindi dopo gli omicidi, esatto, i 2 omicidi. Quindi presumibilmente, ecco, facciamo questa ipotesi, chiaramente stiamo, lo ribadiamo, nel campo delle ipotesi, ma ci facciamo delle domande un po' come tutti, come fanno i cronisti. Quindi una delle ipotesi è dunque che le due persone vengono aggredite, prima la donna, poi l'uomo, una o più persone, e poi viene messo a soqquadro. Quindi l'aggressione, mettiamoli in caso che sia una rapina, l'aggressione e poi la rapina. E poi la rapina. La cosa anche se però non manca nulla. Esatto, la cosa anomala è questa, che pur poco che ci possa essere dentro una casa, qualcosa c'è, loro entrano, mettono a soqquadro ed escono senza portare via nulla. Questo non è una cosa che effettivamente anche gli investigatori si stanno domandando, cioè è un quadro anomalo di una rapina anomala, di una rapina che poi non è stata compiuta in realtà, cioè è stato compiuto l'omicidio ma non è stata compiuta Altro la rapina. Elemento, i coniugi Nicolasi e Niola, Loris e Anna Maria, conoscono l'assassino. Potrebbe essere che loro li hanno fatte entrare, come potrebbe essere che loro sono entrati, perché lì non è che ci sia proprio una recinzione, quindi si entra tranquillamente. C'è questa casa, poi poco più giù, a pochissimi passi, c'è questa struttura che loro stavano sistemando e loro sono stati trovati lì.
quindi la donna era lì vicino dove c'erano gli animali, quindi la donna è stata presa lì proprio lì sotto, insomma. È davvero, come avete sentito, ci sono tante domande, allora ovviamente bisognerà capire nei prossimi giorni, a partire già da domani, se c'è qualche elemento in più. Allora ricordiamo, domani l'autopsia per stabilire ovviamente quanti colpi inferti, le cause e anche l'ora del decesso delle 2 persone. È fondamentale questo elemento. Indagini, ovviamente vengono sentite tante persone, indagini per capire se c'è stato qualche aggancio nelle celle telefoniche. Abbiamo capito che non ci sono telecamere di sicurezza, quindi da quel punto di vista non ci può essere un riferimento per gli inquirenti stanno lavorando veramente a ritmo forsennato come sempre, e quindi hanno bisogno di tempo. Siamo davvero alle battute finali, allora io ringrazio Daniela Sizia per averci fatto un po' il punto della situazione, e ovviamente anche domani nei nostri telegiornali seguiremo tutto quanto ruota attorno a Cison di Valmarino, e ringrazio anche Carla De Conti che ci ha parlato insomma della sicurezza in sicurezza, e anche di una vita purtroppo che ha sempre meno valore a quanto pare. E speriamo di potervi dare nuovi elementi allora, di verità e di qualche punto fermo in questo che è un vero e proprio giallo, e purtroppo un orrore che si ripete in Veneto. Grazie per essere stati con noi in questa edizione straordinaria, e ci vediamo domani con i nostri telegiornali. Arrivederci.